E oggi fiori freschi per Vera Mirtai, l'ultima vittima di femminicidio uccisa qui nella sua villetta di via Giacomo Leopardi, ritrovata morta al primo piano, uccisa per mano dell'ex marito. Domani pomeriggio a Spinea dalle 14:30 il corteo silenzioso lungo le vie dei 3 femminicidi che hanno funestato la comunità nell'ultimo decennio. Via Leopardi, via Mantegna, la centrale via Roma, a commemorare Vera Mirtai, Lilia Patranelle e Roberta Vanin, uccisa nel suo negozio nel 2010 dall'ex fidanzato con una furia omicida che contò 60 coltellate. Purtroppo ci spiace anche fare questo tipo di manifestazione, ci spiace nel senso spiacere perché è un momento un po' particolare per la tragedia, per la tragedia che è successa. Spinea sta diventando un po' famosa per questo, ma speriamo che non ne succedano più. E sempre oggi diversi panifici e le pasticcerie della città, che insieme a molti comuni del Milanese hanno aderito all'iniziativa a sostegno del centro antiviolenza Sonia di Noale con la pastina solidale. E chi vuole fare un'offerta a piacere fa un'offerta, questo pasticcino che abbiamo fatto noi in occasione proprio di questa giornata. Giornata contro il cosiddetto amore sbagliato, che amore non è se non manipolazione e peggio una rabbia che può pericolosamente degenerare. Nasce dalla pazzia, quindi non si può neanche giustificare chi fa violenza. Il 25 novembre credo che sia una data che deve essere sempre impressa nella testa delle donne e degli uomini soprattutto. E non dimenticare neanche gli altri giorni però, tenere sempre vivo questo che non è un problema, è un dramma. Signore, aprite gli occhi, io ormai ho la mia età, ormai sono in pensione, però ho una figlia, pensate alle vostre figlie